Buongiorno a tutti, sono Roberto Puddu della Soim Studio Immobiliare di Cagliari. Oggi siamo a Quartu, nella zona alta della 554, la zona Sant'Anastasia, e vi presento una villa a caposchiera su 3 livelli con giardino appunto che si estende intorno. Qui siamo praticamente dall'ingresso, dal cancelletto, abbiamo subito un piccolo scorcio di giardino e poi tutto il resto che gira intorno alla casa, e da questa parte, tramite questi pochi gradini, si accede all'interno dell'immobile. Ma prima di farvi vedere l'interno dell'immobile, giriamo intorno al giardino e vediamo quanto è ombreggiato e come appunto è alberato. Da questa parte piastrellata e parte sottoposta appunto alla crescita delle piante. Di qua si divide in 2 parti. Da questa parte si accede ad un camminatoio lungo tutta la proprietà, dal quale si ha accesso sulla parte posteriore tramite un cancelletto privato. Da qui invece proseguiamo seguendo appunto intorno all'immobile, lato ricoperto appunto di vegetazione, e qui sul retro gli altri accessi dell'immobile. Da questa parte abbiamo la zona lavanderia, si affaccia di qua il bagno, e da questa parte, sotto questo loggiato, c'è appunto l'uscita della cucina appunto che usufruisce di questo spazio sotto il loggiato, ma non solo, anche di questo angolo dedicato al barbecue. Questo è il giardino, i 3 lati del giardino. Ora entriamo sull'immobile, ritorniamo dal punto iniziale dove è partito il video e vi faccio vedere la disposizione interna dell'immobile. Eccoci di nuovo di fronte all'immobile, tramite appunto questi gradini accediamo all'interno della villa. Piccola particolarità che ci accoglie è questa veranda panoramica sul Poetto, un piccolo angolo di relax. Da questa parte, dall'ingresso, subito alla disposizione abbiamo una zona pranzo e da questa parte il vero e proprio soggiorno relax con i divani, tra l'altro con finestra panoramica sul giardino anteriore. Proseguiamo la visita. Vi faccio tra l'altro notare che la porta finestra della zona appunto pranzo dà sulla veranda che abbiamo visto poc'anzi, e da questa parte si può accedere tramite questa porta direttamente all'accesso per il piano superiore e il piano inferiore, e da questa parte qui alla zona dedicata alla cucina appunto semi-abitabile a vista, e che tramite porta finestra conduce nella zona alloggiato e in fondo nel barbecue. Proseguendo qua per il disimpegno, abbiamo il primo bagno completo, lavello WC, bidet e doccia, e da questa parte qui porta che accede alla zona lavanderia, zona stireria e zona chiaramente anche ripostiglio. Alle mie spalle qui abbiamo la scala che conduce al primo piano, e a fianco la scala che conduce giù alla zona seminterrata. Di qua, come fatto vedere nel soggiorno, la porta che riconduce al soggiorno. Ci giriamo e saliamo subito su al primo piano per farvi vedere la zona notte. Dalle scale per tutto il piano impreziosito dal parquet. La distribuzione degli ambienti è così divisa: camera matrimoniale, camera e bagno. Iniziamo da questa parte, il bagno completo con vasca, con una veranda dedicata, tra l'altro veranda con un armadio a muro che funge appunto da ripostiglio lungo tutta l'altezza delle scale e che si affaccia sul giardino posteriore. Da quest'altra parte camera, attualmente utilizzata praticamente come una cabina armadio, metri quadri con affaccio sul giardino posteriore. Da questa parte altra camera, non solo ampia ma anche con porta finestra che accede alla veranda in comune con la camera matrimoniale. Vedremo subito tra poco l'affaccio panoramico direttamente dalla camera matrimoniale. E infatti vediamo subito camera matrimoniale con bagno privato, bagno con WC, bidet e lavabo. Da questa parte la camera con vetrata
sull'affaccio e sul giardino anteriore, e da questa parte la veranda, fiore all'occhiello del panorama che potete vedere voi stessi direttamente lungo tutto il poletto, e lì in fondo la Sella del Diavolo. Ritorniamo ora all'interno dell'immobile, verso le scale ci dirigiamo dal piano superiore fino giù al piano seminterrato. Ok, siamo ritornati al piano e riprendiamo le scale che discendono nella zona seminterrato. Zona seminterrato disposta in questo modo: alle mie spalle abbiamo un ampio vano dedicato a una cucina rustica con camino, tutto molto etnico, in legno, e da questa parte invece abbiamo un vano, ok, una camera, e qui abbiamo invece il bagno completo con doccia dedicato al piano. Risaliamo nella verandina per i saluti finali. Ok, ci salutiamo da questo angolo di relax all'ingresso dell'immobile. Vi ricordo che la villa che vi ho presentato è a Quartu, in zona Sant'Anastasia, è una villa su 3 livelli, con la zona notte al piano superiore. L'immobile, la villa, è di tipologia quadrivano, abbiamo 3 camere da letto, un bagno dedicato al piano, più un bagno privato nella camera matrimoniale. Al piano terra un soggiorno dislocato in 2 ambienti, zona cucina, zona lavanderia, il bagno, più la zona seminterrata, cucina rustica, una camera e un altro bagno. Il giardino corre su 3 lati. Io vi ricordo che è davvero una zona estremamente tranquilla e soprattutto panoramica. Io sono Roberto Cuddu della SOIM Studio Immobiliare di Cagliari. A voi tutti buona giornata.